Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. 17enne tunisino cammina con le cuffiette vicino ai binari e viene travolto dal treno a Campobello di Mazara nel Trapanese. Lo strazio del fratello era qui per imparare l'italiano. Crolla un muro a Palermo, carabiniere rimane ferito sotto le macerie, la rabbia dei residenti, denunciato più volte lo stato di abbandono. L'insegnante di Pachino aggredita dalla madre di una sua alunna di scuola elementare. La bambina disturbava la lezione. 20 professionisti di Niscemi preoccupati perché da un mese sono fuori dai loro studi che ricadono in zona rossa. Ieri sopralluogo del sottosegretario al lavoro Durigon. Stagione estiva appesa a un filo, la denuncia dei titolari degli stabilimenti balneari siciliani danneggiati dal ciclone Harry. Calcio, altra vittoria per il Palermo che al Barbera ha sconfitto 3-0 il Sud Tirol, 3 punti che permettono ai siciliani di accorciare verso il Frosinone. Serie C, il Catania all'assalto del Giuliano in vista della doppia sfida contro Salernitana e Benevento. Dopo 4 sconfitte il Trapani batte la Cavese 2-0. Nel pomeriggio il Siracusa fa visita al Sorrento. Campobello di Mazara nel Trapanese si indaga sulla morte di un 17enne tunisino travolto da un treno mentre camminava lungo i binari, indossava le cuffiette. Sentiamo Laura Spanò. Youssef Salah, il 17enne tunisino che ha perso la vita investito da un treno in contrada San Nicola a Campobello di Mazara, voleva imparare l'italiano, ecco perché era venuto a trovare il padre in Sicilia e da 2 giorni aveva iniziato le lezioni in un istituto di Castelvetrano. A dirlo è il fratello maggiore, Mohamed, di 24 anni che vive a Milano, arrivato a Campobello di Mazara venerdì sera dopo la tragedia. In paese vive il papà Adel, mentre la mamma con le altre 4 figlie vivono nella provincia di Madia in Tunisia. Secondo il racconto dello zio Lofti, il ragazzino venerdì mattina non sarebbe dovuto andare in campagna. Youssef era stato invitato a non muoversi da casa e invece lui è andato ad aiutare un agricoltore di Campobello per raccogliere i rami di ulivo a terra dopo la potatura. Le indagini vengono seguite dalla Polfer che dovrà accertare come mai il giovane si trovasse sui binari al passaggio del treno lontano alcuni metri dall'uliveto. Secondo i parenti in quel momento Youssef indossava le cuffie per ascoltare musica, particolare questo che non ha trovato conferme negli ambienti giudiziari. A Campobello la comunità tunisina ha ricordato il 17enne durante la preghiera per il Ramadan. Giovedì Youssef aveva partecipato al rito d'inizio nella moschea. Il corpo del ragazzino si trova all'obitorio del cimitero di Mazara, rientrerà nei prossimi giorni nel suo paese d'origine grazie alla collaborazione del consolato della Tunisia a Palermo. Crolla un muro a Palermo, carabiniere rimane ferito dalle macerie. Sentiamo Orazio Longo. Un uomo a terra che rimane incastrato tra 2 autovetture parcheggiate e un muro che gli è appena crollato addosso. Immagini che fanno paura, quelle che arrivano da via Nairobi a Palermo, nei pressi di Corso Calatafimi. La via presenta diverse criticità, a rimanere ferito è un carabiniere. Il muro, collassando, lo ha preso in pieno, danneggiando anche diverse autovetture. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle macerie e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Intervenute anche 3 squadre della Protezione Civile per svolgere attività di supporto alla messa in sicurezza dell'area. Il crollo ha abbattuto 2 pali dell'illuminazione aggravando i rischi serali, denunciano i residenti tramite il consigliere Dentici della 4ª circoscrizione. Abbiamo più volte sollecitato gli enti competenti, questo ennesimo fatto ci fa capire che non si può più aspettare oltre. Vicinanza alla persona ferita è stata espressa dall'amministrazione comunale. I nostri uffici stanno seguendo l'evolversi della situazione per garantire ogni necessario supporto sotto il profilo della sicurezza, ha detto l'assessore alla protezione civile di Palermo Alongi, sottolineando però che il muro crollato non è di pertinenza comunale. Maestra aggredita dalla mamma di un'alunna di seconda elementare. L'episodio di violenza è avvenuto a Pachino. Francesco Aloi. La violenza entra persino a scuola. L'ultimo caso arriva dal comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino, nel Siracusano. È venerdì mattina, quando in una seconda elementare la maestra è disturbata da un'alunna mentre sta spiegando la lezione. Così decide di chiamare la madre, che è arrivata sul posto anziché rimproverare la figlia. Avrebbe prima discusso con l'insegnante, per poi passare alle mani. Forse uno spintone, e per la
la maestra la giornata lavorativa è finita con qualche trauma dal medico che le ha dato 5 giorni di prognosi. Intanto sui social, ma anche nelle strade di Pachino, corre la solidarietà per l'insegnante. Un episodio che il sindaco Gambuzza ha definito inaccettabile. E andiamo adesso a Niscemi per raccogliere la preoccupazione di un gruppo di professionisti costretti a rimanere fuori dai loro studi professionali che ricadono in zona rossa e quindi rischiano di perdere i clienti. Sentiamo GR Italia. Dal ciglio della zona rossa, a pochi metri dai loro studio, i 23 professionisti di Niscemi raccontano un mese di attesa, di incertezza e di lavoro fermo. Dietro queste transenne non ci sono solo abitazioni evacuate, ma anche uffici, archivi, documenti, storie professionali costruite in anni, spesso tramandate di padre in figlio. Da oltre 30 giorni commercialisti, avvocati e altri professionisti non possono entrare nei propri studi. Un blocco che pesa non solo economicamente, ma anche sul piano organizzativo e umano. Senza accesso ai fascicoli, rispettare le scadenze diventa un'impresa. E intanto i termini fiscali e burocratici continuano a correre. Per molti il problema è anche trovare in tempi rapidi una nuova sede. Se la zona resterà interdetta serviranno uffici alternativi per continuare a ricevere i clienti e garantire i servizi. Ma c'è un'altra paura che serpeggia, quella di perdere definitivamente la propria clientela. Senza un luogo fisico e con contatti difficili il rischio è che le persone si rivolgano altrove. Noi abbiamo bisogno di un qualcosa che ci consenta di riprendere l'attività anche al più presto, ma allo stesso tempo, non avendo strutture pubbliche dove poter installare temporaneamente gli studi, ci troviamo a svolgere l'attività in maniera molto precaria, col computer portatile, con una possibilità di ricevere dei clienti o perdere totalmente il cliente perché si rivolgerà ad altri studi. Una richiesta chiara alle istituzioni, misure specifiche diverse da quelle previste per le attività commerciali, capaci di tenere conto delle peculiarità del lavoro professionale. Sarebbe giusto diversificare la posizione dei professionisti rispetto a quelle che sono le altre realtà, che sono quelle economico-commerciali, che sono artigianali o altro. Stiamo subendo un altro tipo di danno che è diverso da quello della mancata emissione dello scontrino minuto per minuto. I 23 professionisti hanno pranzato insieme al Palazzetto dello Sport, trasformato in centro di accoglienza per gli sfollati, un gesto simbolico per ribadire che dietro le transenne ci sono vite, lavoro e dignità da tutelare. E poi ci sono altre preoccupazioni come quelle dei titolari degli stabilimenti balneari siciliani danneggiati dal ciclone Harry. La stagione è appesa a un filo, denunciano. Da un lato i ristori, 1 miliardo dal governo per Sicilia, Calabria e Sardegna, intanto 40 milioni dalla regione, dall'altro l'incubo e il pericolo di dover abbandonare tutto tra un anno. Dopo Harry un altro ciclone rischia di abbattersi sugli stabilimenti balneari e quello della Bolkestein, la direttiva europea che rimetterà in gioco tutte le concessioni, un aspetto che preoccupa non poco le associazioni di categoria. Il sindacato richiama però l'attenzione su criticità delle concessioni in scadenza, che ostacola investimenti e programmazione. Chiede quindi una rimodulazione dei periodi concessori per garantire stabilità alle imprese e tutelare l'intero sistema turistico. Sull'argomento è intervenuto anche il presidente Renato Schifani, che ha spiegato quali sono i passi della regione. Stiamo inoltrando all'Unione Europea, alla Commissione Europea, una richiesta di accesso al Fondo di solidarietà europeo e accanto a questa richiesta stiamo accompagnando anche, ne ho parlato al ministro Tajani, una richiesta di deroga per la Bolkestein. Stiamo facendo un pacchetto complessivo perché molti imprenditori balneari mi chiedono giustamente: noi realizziamo, poi fra un anno cosa succede? Quindi... Chi ha subito danni dal maltempo del mese scorso infatti potrà ricostruire per salvare la stagione 2026, per la quale è stata prevista anche l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali, ma non sa ancora cosa accadrà in futuro e quindi se l'investimento potrà essere recuperato. Basti pensare che solo sulla costa ionica i lidi totalmente distrutti sono una quarantina, quelli danneggiati pesantemente una ventina. Sciacalli in azione nelle aree devastate proprio dal ciclone Harry ad Aci Castello. Un uomo si era introdotto nell'area del mercato ittico, attualmente inutilizzata a causa dei danni provocati dal maltempo. È stato segnalato e poi fermato. Nel suo furgone erano state nascoste numerose grate in acciaio, un banco refrigerato in acciaio, rubati, come vedete in queste immagini, poco prima. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo fra pochissimo.
A Catania il Comune ha predisposto un piano di interventi per evitare ingorghi e rallentamenti negli orari mattutini tra via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province. Cosa succederà? Da lunedì il semaforo all'incrocio fra le due strade verrà sincronizzato con quello posizionato in via D'Annunzio, permettendo al traffico di defluire senza appunto rallentamenti e rendere più sicuro il tragitto. Saranno anche presenti i vigili urbani. E poi adesso andiamo a vedere il degrado in cui è lasciato il parco Orazio Majorana, sempre a Catania. Tonino De Mana. Vedersi intitolato un campetto di questo, un bellissimo parco tra l'altro, i familiari non penso siano contenti di ciò. Saranno certamente delusi i familiari di Orazio Majorana, caduto nella strage di Nassiria e da cui nel gennaio 2016 a Cibali era stato intitolato il parco che vedete. Non usa giri di parole Cristiana Arena, vicepresidente del 4° municipio di Catania. In questa foto il momento dell'inaugurazione, con l'allora sindaco Enzo Bianco affiancato da tanti bambini e dai familiari di Majorana. A distanza di 10 anni ecco quel che resta del parco e dell'adiacente campetto, un tempo in erba sintetica. Senza una porta, con l'altra porta addirittura la troviamo che è in pericolo, e vedere che oggi alcuni bambini del quartiere vengono a giocare, per noi amministratori, ma anche per il semplice cittadino che passa e vede suo figlio giocare in questo campo, è un rischio serio. Ogni tiro ed il pallone va fuori perché le protezioni non ci sono da tempo, e che dire del campo di bocce che somiglia ad un piccolo orto. Un campo di patate secondo me più che il campo di bocce, non è mai stato usato per campo di bocce, però vederlo in questa situazione è ancora più, viene anche un po' di ironia vederlo in questo stato. Completano il quadro pali arrugginiti e tranciati pericolosi per i passanti e quel che resta di una fontana, davvero il modo peggiore per ricordare Orazio Majorana. Se ne parla da anni di un aeroporto in provincia di Messina, adesso ci riprova una società privata. Francesco Triolo. Si torna a parlare della possibile realizzazione di un nuovo aeroporto nel Messinese, nell'area della Valle del Mela. La società Sciara Holding, attraverso l'amministratore delegato Fabio Bertolotti, ha depositato infatti la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l'avvio dell'iter istruttorio. Il progetto, denominato in via provvisoria Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo Giovanni Paolo II, dovrebbe sorgere in un'area compresa tra i comuni di Barcellona, Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo. Secondo la società proponente, il deposito degli atti rappresenta un passaggio decisivo verso la valutazione ministeriale, da cui dipenderà l'eventuale via libera definitivo. L'infrastruttura è pensata non solo per il traffico passeggeri, anche a lungo raggio, ma anche come piattaforma logistica per le merci nel cuore del Mediterraneo, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti del sud Italia, in particolare della fascia tirrenica messinese. Tra i dati illustrati dalla società, anche una stima sull'impatto occupazionale tra 80.000 e 120.000 posti di lavoro considerando indotto, diretto e indiretto. Il progetto prevede la creazione di un complesso che, oltre ai collegamenti navale, aereo, ferroviario e autostradale, abbia un outlet da 210 negozi, un centro congressi ed un hotel a 5 stelle con 400 camere. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, altra vittoria per il Palermo che alla Barbera ha sconfitto 3-0 il Südtirol, 3 punti che permettono di accorciare ai siciliani verso il Frosinone. Marco Gullà. Il Palermo non si ferma più, 14° risultato utile di fila e 8ª vittoria consecutiva allo stadio Renzo Barbera per i rosanero che battono 3-0 il Südtirol. I siciliani si sono imposti grazie alle reti di Poyampalo su calcio di rigore, poi le Duaron e nella ripresa Ceccaroni. Il Palermo gioca bene, si diverte e accorcia sul Frosinone. Per spuntarla e fare blitz nella zona della promozione diretta, il Palermo dovrà continuare a fare il risultato, anche perché il Venezia non molla e risponde colpo su colpo. Inzaghi dà fiducia alle Duaron, panchina per Jonsen e Joronen il protagonista nei primi minuti con interventi da fellino puro, salvando il risultato. Dopo minuti di equilibrio, al 20° la partita cambia. Segre viene messo giù da Adamonis, inizialmente l'arbitro opta per la simulazione, poi dopo il consulto VAR cambia e concede il calcio di rigore che poi Ampalo trasforma.
con freddezza. È 1-0. La formazione di Castori non si abbatte, prova a trovare la via del pareggio, ma al 38esimo il Palermo infligge un gancio fatale. Leduaron approfitta di un recupero palle, va al tiro da fuori area, la palla rimbalza una volta e supera il portiere avversario e 2-0. Esplode il Barbera. Ripresa, il Palermo non si ferma e continua ad attaccare. Gran palla di Ranocchia per Ceccaroni che pressa alto e arriva fino in area avversaria per poi scavalcare il portiere con un pallonetto. Gran gol. La gara è ormai in tasca, il Palermo non concede quasi nulla, c'è spazio anche per il bel gol annullato a Ranocchia per carica di Poyampalo sul portiere. Altri 3 punti, il Palermo corre forte ma deve ovviamente sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti. In Serie C il Catania va all'assalto del Giuliano in vista della doppia sfida contro Salernitana e Benevento che può decidere le sorti del campionato toscano. Punta sul fattore campo e sull'11 che ha strapazzato il Trapani. Tonino De Mana. Non mollare, il campionato deve vivere ancora tappe importanti, ma per presentarsi al meglio al duplice scontro diretto in trasferta contro Salernitana e Benevento, il Catania ha un solo obiettivo: battere il Giuliano, terzultimo in classifica, ma comunque in discreto stato di forma. I campani hanno conquistato 7 punti nelle ultime 4 gare e con Di Napoli in panchina sembrano aver trovato il giusto equilibrio. Dal canto suo i rossazzurri vogliono sfruttare la legge del Massimino: 12 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta e porta inviolata. Differenza reti più 30, insomma il trend va incrementato e sfruttato. Questa parola fiducia è fondamentale. Giocare con fiducia, il piacere di giocare come hanno fatto mercoledì e in tante altre partite. Quello deve essere la nostra forza. Un gruppo che chi parte dall'inizio, chi subentra, soprattutto in queste partite avvicinate, diventa determinante. Out i lungodegenti Aloi, Caturano, Cicerelli, Di Gennaro e Di Tacchio, 23 convocati con abbondanza comunque di uomini di scelte in difesa ed in attacco. Tuttavia mister Toscano sembra orientato a confermare l'11 che ha battuto il Trapani. Noi l'errore più grande che abbiamo commesso quest'anno è quando abbiamo pensato più lontano della partita che arrivava. Abbiamo già vinto, siamo i più forti. Quello è l'errore più grosso che abbiamo e non si commette più. Si pensa al Giuliano e basta. Catania-Giuliano sarà raccontata da Telecolor con diretta stadio. Appuntamento mezz'ora prima del via, quindi alle 14, poi più di 3 ore live con le voci dei protagonisti, naturalmente in anteprima. E dopo 4 sconfitte il Trapani torna al successo, battuta la Cavese per 2-0, le reti nella ripresa di Celeghin e Winkelmann. Sentiamo Franco Camarasano. Era ora, dopo 4 sconfitte finalmente il Trapani torna al successo e lo fa contro una Cavese in serie utile da 5 partite. Tutto deciso nel secondo tempo, dopo che nella prima frazione il Trapani aveva sprecato al 35esimo un rigore, calciato male da Matos e respinto senza difficoltà da Buffelli. In precedenza, al 22esimo, un destro di Orlando per la Cavese terminato alto e al 25esimo una deviazione al volo di Stauciuk, finita al lato. Trapani più concreto nella ripresa. Al 15esimo, sugli sviluppi di un angolo, Pirrello da 2 passi sfiora il palo. Alla mezz'ora si sblocca il risultato. Cross di Nicoli, la palla respinta dalla difesa termina sui piedi di Celeghin che centra l'angolo basso dove Buffelli non può arrivare. All'87esimo il raddoppio, azione di rimessa del Trapani, battimelli indietro per Winkelmann che infila Buffelli con un tiro angolato. Al 93esimo occasione per gli ospiti, ma Fella spreca da ottima posizione. Con questa vittoria i Granata agganciano in classifica la Cavese e tornano a sperare. Trasferta delicata per il Siracusa che alle 17:30 allo stadio Viviani di Potenza rende visita al Sorrento in un confronto che pesa tantissimo in chiave salvezza per gli Aretusei, testa al campo, ma anche alle decisioni della giustizia sportiva in attesa di conoscere le possibili penalizzazioni per le scadenze amministrative non rispettate di metà dicembre e gli adempimenti accessori non versati a febbraio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.